Allora, con Fabiana Comin e Diego Zucker proviamo a impostare un ragionamento su questa partita. Un 1-0 che è rimasto molto tempo in equilibrio. Chiedo a mister Fabiana Comin, allenatrice di Lady Granata Cittadella. Molto equilibrio, deciso da pochi fatti positivi o negativi per il Cittadella, credo, no? Il rigore sbagliato, il gol. Ma diciamo più negativi che positivi in questo, se guardiamo il risultato, nel senso che abbiamo preso un gol su una ripartenza del calcio d'angolo dove noi non abbiamo pressato l'avversario alto, perché quello che avevo chiesto era quello, e si sono addormentati i miei centrocampisti e le punte, dovevano subito mettere pressione e impedire la ripartenza veloce. Questo è stato il primo errore. Dopo becchiamo a traversa l'azione dopo, e vabbè, ci sta, nel senso del gioco. Nel secondo tempo penso che noi abbiamo messo in difficoltà abbastanza il Chievo e abbiamo sbagliato un rigore che non si può sbagliare il rigore su un 1-0 sotto, e dopo abbiamo avuto delle occasioni e a noi purtroppo il fatto che ci mancano gli attaccanti titolari un po' si fa sentire, perché certi automatismi che avevamo prima di affrontare queste tre sconfitte di fila, noi eravamo il secondo miglior attacco e fatalità coincide con l'infortunio degli attaccanti. A mister Zucker chiedo intanto la stessa domanda, quindi quali i momenti decisivi della partita, e poi chiedo soprattutto se il vento e le condizioni del campo hanno inciso per vedere una partita diversa da quella che forse ti aspettavi, allora, anche sul piano del gioco. Sì, fortunatamente sia il vento che il campo sono stati imparziali, nel senso che abbiamo giocato a favore noi il primo tempo e a sfavore noi il secondo. Il campo era pessimo per tutte e due le squadre, e ovviamente per due squadre che cercano, comunque hanno l'idea di giocare a calcio e di far vedere una partita fatta bene, e queste condizioni non hanno agevolato la cosa. Abbiamo entrambe dovuto metterla un po' più sull'aggressività, sul recupero della seconda palla e su forzare alcune giocate perché altrimenti palla a terra era difficile giocarla sempre. E quindi per quanto riguarda gli episodi invece, come dice giustamente Fabiana, purtroppo a loro non sono stati favorevoli come a noi. C'è da dire che le partite sono tutte così determinate da questo tipo di episodi, e se non è un rigore sbagliato può essere un fuorigioco chiamato che c'era o non c'era, e si va avanti un po' ad episodi di entusiasmo. C'è da dire che noi rispetto a loro oggi finalmente, dopo tante giornate nelle quali qualcosina potevamo dentro di noi recriminare, siamo stati fortunati e ce le teniamo stretto. Diceva mister Zucker che la classifica è molto stretta: Napoli 14, Diocese 12, Vittorio Veneto e San Marino 11, a 9 Lazio e Novese, a 7 adesso il Mozzecane, il Chievo, ma rimane una classifica molto aperta nonostante tutto, no? Anche nonostante quelli che sono rimasti i 6 punti del Cittadella, Fabiana. Ma secondo me il campionato è molto equilibrato, è un campionato che in un attimo ti trovi davanti con le prime a classe. Bisogna non demordere, non bisogna lavorare, bisogna tenere duro, perché io alla squadra ho detto, finita la partita, che secondo me siamo una squadra che gioca un bel calcio, una squadra che ha qualità e una squadra che non si deve buttare giù. Con due vittorie rischiamo di trovarci lì a ridosso di Vittorio Veneto, Riozzese, Novese e quant'altro, quindi non vedo le sconfitte così deleterie. Bisogna, ripeto, per noi squadre che adesso siamo a metà classifica non dobbiamo buttarci giù, bisogna continuare a lavorare, bisogna cercare di creare un ambiente positivo e portare a casa risultati. Quanto ha fatto bene mister Zucker per il Chievo questa vittoria? Bene, ha fatto benissimo, nel senso che oggi se ci davano i 3 punti senza giocare la partita, mettevamo la firma subito, perché serviva entusiasmo. Le ragazze hanno sempre messo l'impegno, hanno sempre messo tutto quello che potevano, e eravamo su uno stato d'animo un po' così, demoralizzate, non pienamente convinte dei nostri mezzi.
Ovviamente oggi la prestazione non ci ha dato consapevolezza per quanto riguarda il gioco, però Senato ci ha dato consapevolezza che siamo vive e che se non riusciamo col gioco possiamo portare a casa il risultato come fanno le altre squadre, anche con la cattiveria e con l'agonismo. E questa è una considerazione che fa piacere a noi staff, alla società, e che sicuramente incoraggia anche lo spogliatoio. Dobbiamo aggiungere anche il giocare a calcio appena le condizioni ce lo permettono, perché siamo capaci anche di far quello. Prossimo turno, Cittadella in casa con la Roma e il... no, o sbaglio? No, Sì, giusto? E il Chievo che va a Napoli. Mi dai un pronostico, Fabiana? Cittadella in casa con la Roma. Con la Roma? Sì. Uno per noi? Uno Scusa, fisso. ma Uno fisso. Anche perché ragazzi sono dopo li guardano in intervista, spogliatoi mi fanno un culo così, scusate. Diego, mi confermi Napoli-Chievo prossimo turno? Napoli-Chievo il prossimo Sì. turno, esatto, c'è la Coppa e poi Napoli-Chievo. Pareggio di oggi è Napoli con l'Areozzese, le prime due della classe hanno pareggiato, bene per il Chievo, però giocare a Napoli penso che sia piuttosto complicato, no? E il Napoli, se guardiamo, vince in casa e fuori fa un po' fatica, ovviamente, come tutte le squadre che devono farsi le lunghe trasferte. E hanno un campo piccolino, stretto, che coincide parecchio con le loro caratteristiche fisiche e di gioco, e quindi giù sono un po' più agevolate. Ovviamente, come tutte le volte, si va là per giocare, per portare a casa più punti possibili. Certamente vincere là o fare un'ottima prestazione là darebbe quell'ulteriore svolta e salto a livello mentale che ci servirebbe parecchio. Allora, Francesca Olivieri e Alice Martani, intanto complimenti per la prestazione generale della squadra. Ovviamente protagoniste secondo me in due momenti importanti. Alice il primo tempo e nell'occasione del gol, perché ci ha messo uno zampone grandissimo, e chiedo subito a Alice quanta fatica a giocare come prima punta in un campo così, dovendo andare su ogni pallone, cercando sempre la profondità della squadra. Sono campi difficili, soprattutto per noi attaccanti, perché i palloni vengono dati spesso lunghi in profondità e quindi sono tutti scatti, e poi bisogna anche tornare, soprattutto sul risultato di un 1-0, la punta non può permettersi di rimanere alta, e quindi c'è anche la fase difensiva, e sono partite molto difficili, impegnative, però anche belle e divertenti. Quanto ha inciso invece, Francesca, il vento e il terreno di gioco, forse meno, ma forse di più il vento nei rilanci, per te ma anche per la tua collega di reparto Ilaria Tognolo, perché avete avuto le vostre rogne, no? da sistemare? Sì, il vento ha inciso un sacco, infatti in primo tempo avevamo il vento a favore e riuscivamo un po' di più a sfruttarlo. Il secondo tempo invece è stato molto più difficile sotto questo aspetto, perché anche i calci d'angolo, punizioni, era molto difficile leggere la traiettoria della palla, però diciamo che è andata abbastanza bene. Senti, andiamo nei momenti importanti della partita. Due, no? Il primo, il gol. Allora, mi riracconti, poi lo facciamo vedere con Gigi, il gol dell'1-0, perché parte del merito è tua, perché hai messo quella palla in mezzo, no? Ti ricordi l'azione? Dai, raccontacela. Sì, mi ricordo che Zoe ha preso palla e è riuscita a farmi un filtrante, e sono andata l'ho portata fino a fondo campo, poi l'ho messa in mezzo per Gio, che è riuscita a metterla in porta. E invece il gol diciamo che il Cittadella non è riuscito a realizzare è merito di Francesca. Mi racconti il momento prima del gol, perché lì hai pensato cosa fare, no? Sì, ho visto come ha preso la rincorsa e ho detto la mette alla mia destra, sono andata, me la sono ritrovata sulle mani, e per fortuna anche nella ribattuta non sono riuscita a segnare, quindi sono molto soddisfatta. È stata una questione di intuito, una questione di scelta, diciamo, logica, cioè vado a destra a prescindere, oppure hai detto beh, proviamo la destra? È una cosa che ti senti. Io amo provare a parare i rigori, anche se ovviamente spererei che non capitasse la domenica, però è una cosa che mi stimola molto, e sì, è una cosa che si sente. Ho detto vado, e è andata bene. Hai istinto. Esatto, è andata bene. Hai istinto. Senti, vi chiedo l'ultima cosa, quanto è importante, l'ho chiesto a Mr. Zucker, ma chiedo a voi, nello spogliatoio, quanto è importante riuscire a vincere finalmente una partita dopo la prima di campionato, dopo un filotto un po' negativo? Quanto è importante, quanto pesa questo per il morale e per il campionato? Sicuramente è molto importante, perché era dalla prima giornata che non riuscivamo a portare a casa i 3 punti, e avessimo perso anche oggi sarebbe stata una bella batosta, per cui
ci ha ricaricato a 1000 per poi andare a Napoli e far vedere quello che sappiamo fare. Alice? Sì, è importantissimo perché abbiamo passato un periodo non tanto bello e questa vittoria ci ha ridato il sorriso e la voglia di fare bene. Napoli quanto è difficile secondo voi? In trasferta è molto complicato, però la faremo sudare sicuramente. Alice? Sì, è difficile, però secondo me possiamo provare a portare a casa più punti possibili, anche se giocare da loro non è facile. Senti, l'intesa, chiedo l'ultima domanda, l'intesa con la Karabot come si sta delineando? No, con la Vi siete Karabot- cercate parecchio anche quando è entrata, no? Mi pare. Sì, sì, bene. In realtà mi trovo abbastanza bene con tutte le giocatrici che giocano nel mio reparto e all'inizio, logicamente appena arrivata, ci vuole tempo, però sì, bene, molto bene. Visto che è un derby, l'ultimissima domanda, che è un derby, si festeggia doppio stasera o normale? Certamente. Doppio, vero? Bisogna. Ok, buoni festeggiamenti allora. Grazie. Grazie.